Sulla carta avrebbe dovuto essere operativa nel 2015, ma rinvii, ripartenze e stop improvvisi hanno procrastinato di anno in anno il termine dei lavori e l'inizio del trasferimento di uomini e mezzi. Ma oramai il traguardo è vicino e la nuova casa dei pompieri all'ex Toigo è addirittura d'arrivo. E c'è un impegno contrattuale, nonché anche in qualche modo, chiamiamolo anche umano, insomma, di consegnare la nuova sede centrale dei Vigili del Fuoco entro dicembre di questo anno. Un intervento da 10 milioni di euro complessivi, a cui si sommano i quasi 4 milioni e mezzo che Veneto Strade ha utilizzato per la realizzazione del sovrappasso ferroviario di Via Marisiga, inaugurato 2 anni fa e che era condizio sine qua non per l'operatività del nuovo comando dei Vigili del Fuoco, le cui sedi per obbligo di legge non possono trovarsi vicino a un passaggio a livello. La settimana scorsa gli ultimi incontri tecnici. È chiaro che poi ci sono tutte le procedure amministrative di collaudo, quindi praticamente di ultimazione degli arredi e di quant'altro necessario. Io sono ottimista, entro marzo del prossimo anno noi saremo dentro, noi avremo quella casa che i Vigili del Fuoco di Belluno si meritano. La nuova sede del comando provinciale sarà un gioiello sia in termini logistici che didattici per la formazione del personale, con un'area speciale chiamata Campo Macerie, la terza in Italia, utile per la pratica delle tecniche di soccorso a persone intrappolate in ambiente ostile. Intanto, nell'attesa del semaforo verde, nella Iola spartitraffico tra via Coldarenne e via Prade è stato posato un monumento dedicato ai pompieri, realizzato dal vigile in servizio Dario Righesse.